I lavoratori dell'AICA, azienda per il servizio idrico di Agrigento e alcuni paesi della provincia, sono in stato di agitazione per via delle norme contrattuali non applicate. Un incontro con i sindacati si è svolto in attesa che la situazione venga risolta. Rispetto agli impegni presi dall'azienda, i sindacati sostengono che ancora dopo 2 anni si parla di sottoinquadramento e per la sicurezza non vengono rispettate le norme. Diciamo che questo è un punto di passaggio, nel senso che nel corso degli anni, da quando si è costituita AICA si è presentata sempre come un'azienda a capitale pubblico che doveva garantire trasparenza, doveva garantire le norme applicate, le norme contrattuali e le norme di legge. Siamo in un punto ora particolare perché rispetto agli impegni presi dall'azienda, oggi ci troviamo ancora, dopo 2 anni, a parlare di sottoinquadramento. Quasi il 90% dei dipendenti sono tutti sottoinquadrati. Dal punto di vista sicurezza, impianti, stiamo parlando di impianti, sollevamenti, depurazioni, non rispecchiano quelle che sono le normative vigenti in materia di salute, sicurezza e ambiente. L'abbiamo detto, l'abbiamo pure messo a verbale, ad oggi non ci sono spiragli o quantomeno non ci sono impegni precisi da parte dell'azienda che possono superare questo impasse. Siamo in una situazione ora particolare, anche perché avevamo un incontro ad ottobre, l'azienda l'ha differito senza darci un'altra data, solo dietro al fatto che abbiamo dichiarato lo stato di agitazione ci ha convocato per il 12 dicembre. Oserei dire anche da buona strategia, perché tutti sanno che poi c'è il comporto e quindi nel periodo che va da metà di dicembre fino a dopo l'Epifania non si può scioperare, ma siamo ormai in quella direzione, perché ormai è una situazione insostenibile. I lavoratori sono stanchi, l'ha detto poco fa pure un lavoratore, sono stanchi e non ci sono punti su cui noi possiamo lavorare per mediare nei confronti dei lavoratori con l'azienda. Come lo vedete il futuro di AICA? Si parla anche di un probabile fallimento. Quanto è vera questa notizia? Beh, oserei dire non è difficile, una cosa del genere è alquanto pure probabile, purtroppo devo dire. Non entriamo in merito alle spese che hanno fatto nel corso degli anni AICA, come hanno gestito il denaro, credo che sia un organo terzo, siano l'Assemblea dei Sindaci a dover decidere su questo, assolutamente. Sicuramente non hanno fatto dei buoni investimenti su quello che era la gestione viva dell'azienda. Molte perdite li continuiamo a vedere da anni, le perdite continuano a esserci. Perdita significa acqua che dovrà pagare a Sicilia Acqua e che non potrà mai fatturare all'utente finale. La speranza, come si può dire, è sempre l'ultima a morire, ma noi chiediamo fortemente il diritto di ogni lavoratore, il diritto ad essere inquadrato per ciò che merita veramente, per ciò che espleta ogni giorno al lavoro, ciò che prevede il contratto nazionale. Abbiamo gente che sono dei capi area col secondo livello, cioè che addirittura siamo fuori da ogni logica contrattuale, fuori da ogni logica sindacale. Siamo sotto stress, i lavoratori sono troppo stressati e fra l'altro lavorano senza nessuna tutela dal punto di vista della sicurezza, un parco auto che da poco stanno cercando di rinnovare l'azienda, ma ad oggi risulta fatiscente, gomme lisce, abbiamo di tutto e di più. Fra l'altro aggiungo, come ha detto poco fa il mio collega, che abbiamo pure fatto una denuncia all'Ispettorato del Lavoro perché si avvenga e facciano un controllo